Un gol per tempo a firma di Costantini e del Cagliar hanno regalato la vittoria alla Giulia Sagittaria nello scontro salvezza con il Fontanelle. 3 punti importantissimi, valsi l'aggancio in classifica al treno delle pretendenti alla salvezza. Il tutto alla vigilia della trasferta in terra bellunese a Mel contro lo ZTLL, altra partita di capitale importanza nella lotta per la permanenza in categoria, che potrebbe regalare una dimensione diversa alla seconda parte della stagione dei neroazzurri. Partita soffertissima perché comunque sapevamo il valore dell'avversario, una squadra ostica, una squadra difficile da affrontare, più anche il campo non ottimale non ci ha permesso di mettere in campo quella tecnica che noi abbiamo, però siamo riusciti a vincere lo stesso, dunque un merito ai ragazzi che hanno saputo soffrire e hanno secondo me meritato questa vittoria. 3 punti che vi consentono di agganciare un po' tutto il gruppo delle pretendenti alla salvezza diretta. Sì, diciamo che il campionato è ancora lunghissimo, domenica abbiamo un altro scontro diretto, era importante fare 3 punti oggi per stare in zona di galleggiamento e domenica appunto abbiamo un altro scontro diretto con la ZTLL e vogliamo andare lì a vincere la partita o perlomeno non perdere, questo perché vogliamo portarci a una posizione di classifica buona per evitare un girone di ritorno difficile. Ecco, se non altro si va là con il morale decisamente più alto. Ma sicuramente sì, ripeto, era importante vincere oggi, i ragazzi sono stati bravissimi, devo fare un plauso loro, è tutto un merito loro, comunque non era facile, ripeto, contro una squadra difficilissima da affrontare e un campo difficile da giocare. 3 punti di fondamentale importanza quest'oggi. Sì, innanzitutto sono contento per la squadra, abbiamo fatto questo bellissimo risultato e adesso sono fondamentali, avevamo proprio bisogno di fare punti per poi pensare alle altre partite, sono veramente contento. Ecco, magari non è stata una partita bellissima, però insomma contava l'intera posta in palio. Sì, infatti ce la siamo giocata la partita, infatti il campo era pesantino, però noi abbiamo fatto del nostro, abbiamo messo testa giù e pedalare come dice sempre il mister. Avete sbloccato abbastanza presto il risultato, poi forse avete arretrato un po' troppo il baricentro. Sì, all'inizio secondo me il primo tempo potevamo sfruttare anche altre occasioni, fare gol, chiudere prima la partita, che abbiamo sbagliato certe circostanze, però alla fine ci è riuscito Yasin a chiudere la partita. Ecco, poi domenica si va a Mel con il ZTLL, lì è un'altra partita che potrebbe anche, se vogliamo dire, far girare il girone d'andata in tutt'altra maniera. Sì, infatti c'è l'ultima partita dell'andata, quindi andiamo con tanta forza, tanta voglia di portare questi 3 punti che sicuramente sarà nostra.